Questo rosso con questo è il patrimonio aziendale. Impieghiamo un centinaio di persone e siamo qui dal 65 più o meno. Dopo Tocca è un socio fondatore del Salone del Mobile. Quest'anno ad esporre eravamo in 2400, 2300, non ricordo bene il numero adesso. Le aziende con 50 anni di partecipazione erano 17. Ecco, qui entriamo nella zona dello stabilimento. Come vedete anche nel discorso stabilimento sono riportati i colori base dell'azienda, che è il grigio e il rosso, ed entriamo in produzione. Noi partiamo dal primo stadio, dal tavolame, e arriviamo in fondo fino alla vetriciatura e all'imballaggio della sedia. Mio padre mi insegnava che il primo guadagno lo si fa sull'acquisto del legname. Il legno si compra sempre anni prima, lo si lascia sul piazzale, perché l'essiccazione al naturale è l'essiccazione migliore. Il segantino, che vuol dire quello che sega il legno, è un mestiere abbastanza difficile. Perché? Perché bisogna sapere anche segnare e sfruttare il legname, altrimenti si creano degli scarti che non fanno altro che abbassare la resa del legname. Per cui capisci, anche queste persone sono persone molto esperte, che conoscono il legno dove ha il difetto, dove non bisogna tagliare, perché se facciamo un esempio, questo signore mi taglia un pezzo di legno e c'è un difetto dentro, io butto via la gamba intera. Noi già agli inizi degli anni 85-90 abbiamo cominciato a creare le nostre proprie produzioni, a investire sugli architetti, sui designer. All'inizio sembrava dura, sembrava un buco nell'acqua, poi invece con gli eventi si è dimostrata una carta vincente. E questo è stato un passaggio molto importante. Questo signore sta facendo una poltrona particolare, con delle curve molto particolari per un cliente, per cui sta provando prima con del cartone a ricavare queste forme, per poi, diciamo, abbozzare un fusto grezzo, un primo fusto, diciamo, al quale noi faremo delle foto e invieremo al designer affinché si renda conto se l'abbiamo eseguito secondo il suo pensiero. C'è in corso una riunione sull'ufficio tecnico, dove noi ci confrontiamo con tutte le idee, dal commerciale al produttivo, su quello che succede settimanalmente. Vendiamo in tutto il mondo, vogliamo lasciare l'impronta di questo Made in Italy, un prodotto industriale ma con un sapore abbastanza artigianale. Noi non produciamo solo sedie, ma alla sedia abbiniamo il complemento, che può essere il tavolo, la panca, alle volte anche i divanetti. Inizialmente ho provato a studiare, con scarsi risultati onestamente parlando, poi mi sono innamorato di questo lavoro. Io non è che perché io ho l'azienda, la figlia per forza deve portare avanti l'azienda. Se lei ci crede in questa missione e mi dimostri la capacità di poter tenere a galla tutto questo piccolo impero. È bello vedere un cliente che viene, che sulla sua agenda prima di venire ti mette il tuo nome.